biglietto d'ingresso Dio si è fatto come noi a numero 136. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Tutta la storia l'aspetta il nostro Salvatore. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore Gesù Cristo, sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, usando due grandi figure della Chiesa di Oriente, San Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno. Basilio, nato nel 329, considerato l'iniziatore della vita cenobitica in Oriente. Nel 358, insieme all'amico Gregorio, si ritira nel Ponto e lì impostano due grandi regole per quanti vorranno seguire con loro lo stesso ideale. Ordinato sacerdote, fu poi eletto vescovo di Cesarea di Cappadocia. Qui dovette impegnarsi nella difesa del dogma cristiano contro l'eresia ariana. Lasciò alla Chiesa testi liturgici splendidi, ma anche opere sociali, ospedali e opere. Magno Basilio il Grande. Gregorio Nazianzeno invece nacque qualche anno dopo, 330, uomo di studio e poeta per la sua eccellente dottrina, per la grazia della sua eloquenza, fu chiamato il teologo. Li ricordiamo questi nostri santi, chiediamo la loro protezione per celebrare degnamente questa Eucaristia
Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Il luogo rendi la nostra debolezza, Cristo eleison. Signore, Figlio unigenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai illuminato la tua Chiesa con gli esempi e gli insegnamenti dei santi vescovi Basilio e Gregorio, donaci uno spirito umile per conoscere la tua verità e attuarla fedelmente nella carità fraterna, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, chi è il bugiardo se non colui che nega Gesù il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che sua unzione ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in Lui come essa vi ha istruito. Ed ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla sua venuta. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della fedeltà alla casa di Israele. Tutta la confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi.
Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: tu chi sei? Egli, Giovanni, confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: ma chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Che dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui non sono degno di slegare il legaccio dei sandali. Questo avvenne in Betania, di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E parola del Signore. Miei fratelli, sorelle, in questi primi giorni del nuovo anno, la liturgia ci presenta la figura splendida di Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti, il precursore di colui che è stato promesso, il Messia, e che ora è già presente in mezzo al suo popolo. In mezzo a voi, dice Giovanni, c'è uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere i legacci dei sandali. La prima lettura che abbiamo fatto dell'Evangelista Giovanni mette in guardia i discepoli da coloro che negano Cristo Gesù e si oppongono alla sua opera di salvezza. Chi è menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Rifiutando Gesù come figlio di Dio, essi rifiutano anche il Padre. Chi non onora il Figlio non onora nemmeno il Padre che ha mandato il Figlio. Nessuno va al Padre se non attraverso il Figlio. A questa intimità con il Padre siamo tutti invitati, noi che crediamo in Gesù. Il Vangelo di Giovanni a sua volta ci indica la testimonianza che il Battista dà di sé, della sua persona. Essa è fatta di fronte alla delegazione mandata da sacerdoti e levi e farisei da Gerusalemme, che vogliono conoscere chi è colui che battezza sulle rive del Giordano. Alla domanda rivolta a Giovanni: chi sei tu? Giovanni Battista, consapevole nega di essere Elia, secondo la profezia di Malachia, o il profeta annunciato nel Deuteronomio. Con tutta umiltà Giovanni Battista si autopresenta con le parole del Deutero Isaia: io
sono voce di uno che grida nel deserto: preparate le vie del Signore. Giovanni, questo personaggio grande che apre i nuovi tempi, temprato nella solitudine del deserto di Giuda, che conosce la meditazione e la penitenza quotidiana, cerca di nascondersi e quasi scomparire in colui che deve presentare. Battista è chiamato a essere un battistrada di Gesù, una voce che grida nel deserto del mondo, perché ormai cominciamo a pensare che questo mondo sta diventando un deserto di Dio. Tutti siamo chiamati a essere portatori della voce, del verbo e testimoni del Vangelo di Gesù. Come discepoli del Signore siamo tutti invitati a prestare la nostra voce, le nostre forze, la nostra vita, come vuole il Padre, Lui che vuole la salvezza di tutti i Suoi figli, in un mondo sempre più dimentico di Dio, la salvezza che Gesù ha meritato per tutti. Dobbiamo, come Giovanni Battista, rendere presente la nostra testimonianza e ancor più in maniera che il Signore ci racconterà, aiutare i nostri fratelli a sperare con gioia nelle promesse che Gesù ha lasciato a tutti i Suoi discepoli. Preghiamo. Fratelli e sorelle, la festa dei santi Basilio e Gregorio ci sollecita a chiedere al Signore il dono della pace e della salvezza per tutti i popoli. Preghiamo insieme dicendo: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, sale della terra e luce del mondo, perché nell'umiltà e nella povertà continui l'opera di evangelizzazione in ascolto e in dialogo con tutti i popoli. Preghiamo. Perché la loro ricerca sia sempre animata da un vivo senso di Chiesa. Preghiamo. La comune tradizione di fede e di amore ritrovino nuova energia per il cammino ecumenico. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per tutte le comunità monastiche presenti nella nostra Chiesa locale, perché sappiano rinnovarsi fondendo in armonia l'amore verso Dio e la misericordia verso il prossimo. Preghiamo. Il tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità, perché i momenti di celebrazione liturgica e di preghiera
sostengano l'apertura e la solidarietà verso i poveri. Preghiamo. O Padre, ascolta queste nostre preghiere, te le facciamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accogli, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che hai illuminato la tua Chiesa, accogli questo sacrificio del tuo popolo, perché i doni che offriamo per la tua gloria, in onore dei santi Basilio e Gregorio, siano per noi fonte di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Signore, sia in alto. Grazie al Signore nostro Dio, veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nella festosa assemblea dei santi, risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita dei santi Basilio e Gregorio tu ci offri un esempio della comunione con lui, un vincolo di amore fraterno nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo nostro Signore. Uniti agli angeli santi proclamiamo la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna,
cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Da questi giorni tochino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnato volontariamente alla passione, prese volontariamente il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti. Fate memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. Il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Basilio e Gregorio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono traditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci dal male, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto
e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo vi guardino per la vita eterna. Cristo agnello, mistero d'amore, diremo ora esterna, tu per l'uomo soffristi la morte, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Tu all'uomo donasti la vita, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Anche noi siamo in te nel mistero, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Risorgiamo con te nella vita, ti loderemo ora e sempre nell'eternità.
preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la festa dei Santi Basilio e Gregorio custodiamo integro il dono della fede, camminiamo sulla via della salvezza da loro indicata per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Avesse finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. A tutti una buona giornata. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes specie